A mille sfumature, mille declinazioni e purtroppo anche mille nefaste conseguenze, la violenza sui minori. Il tema è stato indagato a fondo sabato 7 ottobre nel convegno organizzato all'Istituto Berna di Mestre dalla Commissione Pari Opportunità dell'Ordine Veneziano dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Abbiamo cercato di fare in modo che questa volta non sia soltanto un coinvolgimento da uditori, ma sia un coinvolgimento pratico nostro, in modo da sapere alla fine di questo convegno che cosa sa da fare quando ci si trova di fronte a una situazione di violenza nei confronti di un minore. Sa da fare e cosa riusciamo a fare nei limiti del possibile e nei limiti anche delle conoscenze, delle capacità che abbiamo. Un'intera giornata di studi con lezioni frontali al mattino e gruppi di lavoro al pomeriggio per parlare ad esempio della sindrome del bambino scosso. Molto spesso ci sono lesioni scheletriche associate sia per la dinamica di scuotimento, perché il movimento dello scuotimento si ripercuote su tutte le strutture del corpo, per cui può dare dei danni anche a livello osseo, sia per l'associazione possibile di altre forme di maltrattamento. O delle trascuratezze gravi legate a ignoranza o negligenza. La trascuratezza, quando non dà danni così gravi, evolve in problemi in adolescenza che possono essere disadattamento, devianze, handicap, problemi psicorelazionali, abbandono scolastico e difficoltà di apprendimento. O ancora dei danni fisici e psichici che subiscono i più piccoli se esposti a sostanze stupefacenti o se abusati sotto il profilo sessuale. Nuove forme di maltrattamento emergenti, questo è il chemical abuse. Questa è una cosa che secondo me è un problema rilevantissimo del nostro tessuto sociale attuale, perché l'utilizzo di sostanze stupefacenti è molto più diffuso e a farne le spese come sempre sono i bambini, sia per azioni attive sia per esposizioni passive da trascuratezza noncuranza. In realtà noi parliamo di abuso, parliamo di maltrattamento, ma la violenza su minori è un fenomeno più complesso che intreccia situazioni diverse, tra cui la patologia delle cure, tra cui tutto questo territorio che si è aperto con il mondo online, che poi diventa diciamo violentemente offline. Anche l'ultimo rapporto di Telefono Azzurro ci dice che in realtà quello che sta cambiando nel tempo è che aumenta il numero di bambini anche piccoli adescati tramite la rete, quindi vuol dire però che un bambino è solo nella rete o comunque con genitori che non si pongono, diciamo, questo tipo di problemi. Si è parlato a lungo però anche di un tema ancora poco esplorato, quello della violenza assistita. Quei minori, insomma, testimoni impotenti in famiglia di aggressioni fisiche, verbali, psicologiche, sessuali o economiche tra genitori o sui fratelli. Allora, le intimidazioni del padre maltrattante verso la madre, se vogliamo individuare questo tipo di situazioni, possono riguardare anche il suo svilimento come figura materna, quindi anche come genitore, e possono, come dire, utilizzare anche formule di minaccia e ricatto di prendere i figli come bersaglio della propria vendetta. Anche i bambini possono essere stati in alcuni momenti loro stessi il bersaglio di atti violenti e quindi di maltrattamenti fisici o psicologici e possono anche, come dire, arrivare ad assistere poi all'uccisione, oltre che all'aggressione, ma all'uccisione della madre stessa e loro stessi a volte essere vittime di omicidio. Oppure di situazioni dove appunto capita il cosiddetto omicidio-suicidio, per cui poi i bambini perdono contemporaneamente entrambi i genitori, il genitore autore appunto dell'aggressione dell'omicidio e del genitore vittima. Sono quelli che chiamiamo ultimamente un po' gli orfani speciali. Sono situazioni ovviamente gravissime e drammatiche. Una sorta di galleria degli orrori, quella sfilata sul maxi schermo sotto gli occhi dei tanti medici, pediatri e odontoiatri presenti. Indispensabile però per lanciare un messaggio chiaro. Questa violenza si può contrastare se la si affronta tutti insieme, se personale, aziende sanitarie, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, assistenti sociali fanno rete. Questi incontri ritengo siano fondamentali proprio per cercare il trade union, il punto d'incontro, il connubio tra queste due professioni che, ripeto, sono e devono necessariamente essere o
osmotiche per addivenire al duplice obiettivo di curare il minore abusato nel senso ampio del termine e per reprimere l'autore dell'abuso. Esattamente come si è cercato di fare nei workshop del pomeriggio, quando poliziotti, volontari, medici ed esperti si sono riuniti in piccoli gruppi per guardarsi in faccia, conoscersi, approfondire casi suggeriti dai primari delle pediatrie veneziane, trovare percorsi condivisi d'azione. Fondamentale insomma la sinergia, ma peculiarità di questo convegno è stata anche una grande concretezza. A medici e odontoiatri è stato spiegato quando è necessario rivolgersi alla magistratura, come farlo, in che tempi, con che conseguenze. Quali sono i reati procedibili d'ufficio? Perché avete visto la norma di riferimento, sono quelli che danno adito al dovere di segnalazione, che possono rientrare all'osservazione di un medico pediatra. L'omicidio, le lesioni personali dolose, l'abbandono, l'abuso dei mezzi di correzione, i maltrattamenti, ne abbiamo una sfilza, però guardate pure con quello sguardo spaventato, attonito, noi non vediamo mai queste cose qua, noi quando ricoveriamo i bambini nei reparti, quando li abbiamo, noi vediamo un evento biologico. Cioè i bambini non arrivano con il cartellino lesione personale volontaria, maltrattamento in famiglia o abuso sessuale. I bambini, le persone, ci arrivano presentando una situazione clinica. Non si è parlato dunque solo di medicina, ma anche di leggi e processi, delle delicate fasi di ascolto del minore, della possibilità di sedersi tutti intorno a un tavolo per siglare un protocollo, un percorso condiviso. Non facciamoci davvero scrupoli a chiamare sia di giorno che di notte H24, come direbbe la polizia giudiziaria, il magistrato o per suo tramite, se del caso, la polizia di Stato, i carabinieri, comunque le forze dell'ordine tutte, che eventualmente, anzi necessariamente, dovranno farsi promotrici poi di un contatto, spesso accade, con le autorità giudiziarie, in modo tale da poter, come dire, decidere già dalla primissima fase, quella emergenziale, insieme, servizi sociali, che poi eventualmente sono deputati all'altro delicatissimo aspetto del collocamento del minore nell'immediatezza fuori dal nucleo familiare in cui viene attinto, sanitari che invece devono prestare le prime cure, devono anche capire se vi è o meno il fumus di un abuso. Quasi mai ci troviamo di fronte, vi trovate di fronte ad una situazione conclamata, mai, oserei dire forse mai, salvo proprio casi di, insomma, eccezionali, extraordinari, che quindi non sono certo all'ordine del giorno. Ci troviamo di fronte a casi in cui gli indici sintomatici sono o assenti, tuttavia il bambino si presenta, viene presentato, viene sottoposto alla cura del sanitario per motivi X. Ci troviamo di fronte a casi invece in cui il corteo sintomatologico, diciamo così, che si sottopone alla cura, all'osservazione sanitaria è estremamente offuscato, molto labile, quindi borderline. Bene, cosa facciamo in questi casi? In caso di dubbio io ritengo sia estremamente opportuno e quindi efficace, ed è questa la proposta che io lancio da qui, da questa mia sede, il contatto diretto e con la polizia giudiziaria e, ripeto, fate pure riferimento alla procura di Venezia, adesso vi dirò perché, con il magistrato. Un tavolo per parlare tutti insieme della possibilità di stilare un protocollo in questa materia, perché, ripeto, solo con protocolli, solo con un'interlocuzione continua, un dialogo, una sinergia multi-agenzia si può addivenire ad un tentativo, perché il terreno è scivoloso, la perfezione non l'avremo mai, un tentativo di combattere efficacemente questi gravissimi crimini. Senza dimenticare infine un ultimo aspetto fondamentale. La tutela dei minori è una conquista recente e moderna. In passato i bambini erano poco protetti, soggetti a incidenti di ogni tipo, si ammalavano tantissimo, lavoravano nei campi. La loro cura non era una priorità neanche per il medico. Voglio ricordare che i bambini appena nati, i bambini piccoli, non erano considerati persone. La concezione del neonato era di un essere incompleto. Le prime cure, le cure al bambino, al neonato, al bambino piccolo, al lattante, erano tese a completare l'opera della natura. I medici, ho trovato più di un medico nel Cinquecento che scrive: i bambini devono essere fasciati, così come i piccoli arbusti nei vivai devono essere legati a un palo perché crescano dritti. Oggi per fortuna c'è un altro concetto di tutela, ma questi bambini violati, abusati, continuano a essere frammentati, spezzati, diventando poi adulti disorientati. Rompere questa spirale, inceppare questo meccanismo è dovere di tutti.